Restiamo a Cagliari, dove è stato presentato il primo lemmario della lingua sarda, strutturato attorno a due macro varietà del campidanese e logudorese. Luca Neri. Per un momento chi la sei minnai ad appogni un punto di partenza nuovo posto studio e s'amparo dessa lingua sarda. Lemons, il primo lemmario sardo, nasce da una bugia, dall'idea che non potesse esistere un'unica lingua dell'isola e che ne esistessero 377 diverse. C'è una fortissima necessità, c'è l'esigenza proprio di riscoprire la propria identità e oggi siamo a un traguardo importantissimo che parte dal basso. E in particolare dai paesi, riconducendo ogni parola ai due blocchi del campidanese e del logudorese. Io sono di un paese, ok, pronuncio una parola in un modo, ma non so come si scrive. Allora, questa piattaforma digitale, a partire quindi dalle pronunce dei paesi, consente quindi di risalire alla macro varietà della parlata, quindi o campidanese e logudorese, e capire come si scrive correttamente a norma. Quello del lemmario, un percorso in divenire. È la prima pietra, un primo passo verso quello che poi in futuro sarà il punto di arrivo, ovvero il grande dizionario della lingua sarda, perché quello che è venuto a mancare fino a questo momento è un grande dizionario della lingua sarda. È una lingua e ha delle caratteristiche, ha una grammatica, esiste una norma di morfologia, della sintassi, della fonosintattica. Uno studio importante sviluppato sulla lingua a 360 gradi. Terremo conto non soltanto del sardo parlato dal popolo, ma anche di quello letterario, con riferimento ai cantadoris e cantadores. Inoltre faremo in modo di attenerci quanto più possibile al sardo parlato.